Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Oggi 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Oggi si accendono i riflettori su questo tema, ci sono state tantissime iniziative un po' in tutti i comuni della regione, però è importante mantenere alta l'attenzione tutti i giorni su quello che è questo problema, un'attenzione che sicuramente è aumentata da parte delle istituzioni, da parte della società, però c'è ancora molto da fare e lo testimoniano anche i dati. Siamo già a oltre 100 femminicidi per quanto riguarda il 2021 e quasi ogni giorno purtroppo le cronache ci danno notizie di questo tipo. Noi siamo in compagnia di Guglielmina Cucci, assessora per quanto riguarda le pari opportunità del comune di Pordenone e anche referente in ANCI, l'associazione dei comuni per le politiche di genere. Allora, assessora Cucci, intanto l'attenzione è sempre stata alta, in modo particolare anche quest'anno sono state tante le iniziative per dare un segnale, che è quello che la donna deve riacquistare la centralità e anche insomma il suo ruolo senza continuamente essere messa in discussione innanzitutto. Assolutamente sì, noi lavoriamo non solo il 25 novembre, giornata simbolica contro la violenza sulle donne, ma il nostro impegno è un impegno continuativo che dura tutto l'anno. È aumentato l'interesse, l'impegno, l'azione concreta da parte di tanti comuni e noi lo rileviamo anche proprio come ANCI e quindi come tavolo regionale delle politiche di genere, perché su questo tema non possiamo che essere tutti uniti e assieme fare un'azione, realizzare un'azione forte di prevenzione appunto contro queste violenze verso le donne. Beh, è anche una questione di cambio di mentalità che servirebbe naturalmente. Sì, assolutamente sì, soprattutto da parte di coloro che applicano la legge, posto che gli strumenti ci sono sia sulla carta che nella legislatura. Coloro i quali li devono applicare li applicano male e quindi dovrebbero essere loro per primi, giudici, magistrati, gli avvocati, a conoscere, a cambiare la cultura e quindi ad applicare al meglio queste leggi. Una donna non può sentirsi tutelata se dopo arrivare a denunciare il proprio aguzzino debba comunque sentirsi in pericolo perché una volta anche arrestato questo per una decisione forse troppo superficiale viene rimesso in libertà e poi i risultati sono quelli che ben conosciamo. E quindi noi promuoviamo la sensibilizzazione, l'educazione, l'uguaglianza al rispetto, ma poi servono azioni concrete che consentano veramente alle donne di sentirsi davvero tutelate, garantite. Tema peraltro che è all'attenzione del governo, che sta cercando di rivedere anche quelle che sono le leggi. C'è stato introdotto il codice rosso che ha dato delle soluzioni ma forse parziali che non bastano, anche lì forse bisogna fare qualcosa in più. Assolutamente sì, perché oggi come oggi le donne addirittura vengono colpevolizzate ancora per i crimini che hanno subito e addirittura si devono sentir dire te la sei cercata perché forse eri vestita in maniera troppo succinta, eri troppo appariscente. Non è possibile, è inaccettabile questo pensiero. Ecco, quello che possono fare i comuni però qualche iniziativa la possono sicuramente mettere in pratica. Nel suo caso, per esempio, anche il referato alle politiche sociali, e questo potrebbe aiutare, come dire, avere una visione d'insieme anche maggiore ed essere più incisivi sul territorio, per quanto i comuni possono fare naturalmente. Per quanto riguarda le politiche sociali in abbinamento con le pari opportunità, sono convinta che si potrà fare un ottimo lavoro e si potranno realizzare delle azioni molto concrete, sicuramente più sinergiche, sicuramente più strutturate. Come politiche sociali noi in modo particolare siamo impegnati a favorire dei servizi che vanno nella direzione dell'occupazione femminile e anche nella servizi per la conciliazione di vita, lavoro e famiglia. E questa è una cosa molto importante, da un lato sostenere la prevenzione in tutti i suoi aspetti e dall'altro
lavoro, creare dei percorsi per rendere la donna più autonoma dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista familiare, dell'indipendenza e anche rispetto ad esempio, non so, all'aspetto abitativo. E poi c'è il grande lavoro di sinergia con la Commissione Pari Opportunità regionale, con la quale state lavorando da tempo. Sì, un impegno che vogliamo rafforzare, appunto, ne abbiamo parlato con la Presidente Dusi Marcolin, vogliamo coinvolgere anche le colleghe delle pari opportunità degli altri capoluoghi di provincia per riuscire a realizzare qualche iniziativa, dei progetti che possono essere rappresentativi di tutta la regione. Anche il Premier Draghi ha sottolineato l'importanza su questo fronte. Sì, evidenziando appunto alcuni strumenti che sono molto importanti, innanzitutto per l'uscita, l'accompagnamento del percorso di uscita dalla violenza delle donne, l'indipendenza economica, l'assistenza appunto a favore delle donne e dei figli, soprattutto se figli minori, e questo naturalmente è un vantaggio sia per la società che per tutta la comunità. Senta, com'è il rapporto anche con le associazioni che sono presenti anche sul territorio al maschile, che però si occupano della tematica? Rapporto ottimo, di grande collaborazione e sinergia. Ricordo che a Pordenone c'è l'associazione In Prima Persona che ha anche aperto uno sportello nel quale riceve e dà aiuto agli uomini maltrattanti, e poi c'è anche l'associazione L'Istrice con la quale il comune di Pordenone collabora. È importante, diciamo, il rapporto con queste associazioni, così come è importante la formazione per gli uomini maltrattanti, perché una volta che escono dal turbine, diciamo, della violenza devono non perpetrarla più, per cui è importante che acquisiscano delle informazioni giuste, corrette, che poi sappiano anche mettere in pratica ciò che loro è stato impartito. Ecco, lo citava prima il modello Pordenone, che è stato preso anche come riferimento a livello nazionale, in particolare con Carta di Pordenone. Sì, come ho detto, Carta di Pordenone è il protocollo basato sul linguaggio, che promuove il linguaggio e la comunicazione, è una buona pratica assieme al protocollo dei 50 comuni che unisce tutti i comuni del Friuli occidentale. È importante il linguaggio e la comunicazione perché voglio sottolineare che le parole hanno un peso, le parole sono pietre, ma le parole giuste possono narrare correttamente la violenza e quindi rappresentano uno dei passi fondamentali per quella rivoluzione culturale che può cambiare, può e deve cambiare lo stato di fatto. Qual è il modello di donna del futuro, se vogliamo così dire, al quale dobbiamo guardare? Beh, una donna sicura di sé, una donna che guarda avanti, certamente non una donna vittima, una donna con gli occhi pesti, una donna rannicchiata in se stessa che ha appena subito o subisce violenza. In questo noi chiediamo proprio alla stampa, a voi giornalisti, di aiutarci a promuovere questa immagine di donna, perché l'immagine di donna vittima non ci aiuta, mentre l'immagine di una donna che può essere identificata come una sopravvissuta ci dà l'idea di una donna che continua un percorso di vita, quindi è un'immagine comunque positiva che noi vogliamo dare. Sicuramente è anche importante questo messaggio da trasmettere alle nuove generazioni, voi anche su questo insomma lavorate con le scuole. Sì, beh, è fondamentale il rapporto con le giovani generazioni perché saranno loro che metteranno in pratica ciò che ora noi con grande impegno cerchiamo di trasmettere. Noi coinvolgiamo tutti, tant'è che lavoriamo a tutti i livelli con tutta la società, dalle forze dell'ordine alle scuole, alle istituzioni, e quindi è un lavoro veramente molto sinergico, molto proattivo e soprattutto un lavoro trasversale che non ha né colore politico né religioso, cioè è un lavoro che noi svolgiamo a tutti i livelli e in tutti gli ambiti. C'è presa di coscienza da parte delle ragazze in una società insomma, che insomma, spesso le mette in difficoltà.
Ma io credo che le ragazze sappiano qual è la situazione, a volte si trovano coinvolte, loro malgrado, l'ho detto prima, se ancora oggi le donne e così anche le giovani ragazze si sentono dire, abbiamo avuto più di un esempio in tal senso, si sentono ancora dire te la sei voluta perché una violenza è causata o può essere considerata causata da una minigonna o da uno sguardo ammiccante o un trucco un po' più pesante, cioè voglio dire, non va bene, cioè non è questo insomma il modo di guardare le donne e di pensare al futuro. E poi resta il vostro impegno non solo sul fronte contro la violenza sulle donne, ma insomma di pari opportunità in genere. Sì, naturalmente noi ci siamo impegnati a promuovere l'empowerment femminile, a promuovere il valore e il talento delle donne, così come la loro formazione, la loro competenza, il loro inserimento all'interno della società in ruoli apicali, in ruoli di leadership, perché siamo fermamente convinti che le donne non hanno nulla di meno delle figure maschili e possono contribuire ad aiutare la crescita del nostro paese. D'altra parte Draghi, ma un po' tutti i capi di Stato, questo pensiero è trasversale, hanno posto la figura femminile al vertice delle loro agende politiche e questo ci fa ben sperare. Grazie allora a Guglielmina Cucci, noi continueremo a parlare di questo argomento tra poco dopo la pubblicità e lo faremo andando a trovare un'associazione pordenonese, un centro antiviolenza che è Voce Donna. Restate con noi, a tra poco. Seconda parte di Screenshot, parliamo ancora della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra oggi. Siamo all'interno dell'associazione Voce Donna, centro antiviolenza di Pordenone, in compagnia di Laura Bosi, che è la vicepresidente dell'associazione e che è anche la direttrice di questo centro. Allora, il tema della violenza sulle donne sicuramente non solo oggi, come abbiamo detto, ma l'attenzione è posta tutto l'anno. Voi siete in prima linea, lavorate sul territorio. Qual è la fotografia che possiamo avere oggi del fenomeno violenza sulle donne? Allora, il trend dei numeri rimane costante, di fatto non ci sono né aumenti né flessioni rispetto agli anni precedenti, si rimane costante su numeri importanti. Al 31 ottobre al centro antiviolenza di Pordenone avevano fatto accesso 191 donne, con più di 700 colloqui effettuati, mentre nel centro antiviolenza di Tolmezzo gli accessi sono stati 47 con un totale complessivo di oltre 200 colloqui. Lo stesso si può dire per le case rifugio, dove abbiamo ospitato solo nel corso del 2021 18 donne e 26 minori. Nel territorio noi abbiamo 5 strutture di accoglienza più una di secondo livello e sono strutture utilizzate per i nuclei che sono a grave rischio, sono considerati a grave rischio. Che tipo di donna si rivolge a voi, anche se immagino insomma, che le casistiche siano ampie? Ma allora diciamo che al centro antiviolenza abbiamo un afflusso che è per il 70% di donne italiane e il 30% di donne straniere, mentre nelle strutture di accoglienza questa percentuale si rovescia. Di fatto poi sono donne di ogni età, dai 18 ai 75 anni e anche con diversi livelli di istruzione o di possibilità socio-economiche, perché sappiamo essere un fenomeno trasversale, quello della violenza sulle donne. Sappiamo anche che il primo passo è quello più difficile da fare, cioè cominciare a rivolgersi a un centro, prendere intanto coscienza del fenomeno che non è così scontato e poi rivolgersi a un centro. Quali sono i passaggi? Noi vediamo che ancora le signore vengono principalmente con il passaparola, quindi conoscere qualcuno che conosce la nostra realtà e sa come lavoriamo è sempre un ottimo gancio, perché le signore ci riportano che per loro è importante, soprattutto in questa prima fase,
arrivare in un posto e sapere di essere credute e di non essere giudicate mai, di poter prendere le proprie decisioni senza pressione. E quello che ci distingue anche dalle altre agenzie territoriali è il fatto che lo possano fare in un completo anonimato. Questo, soprattutto per chi parla della propria situazione per la prima volta, è di fondamentale importanza. C'è ancora la vergogna quindi da superare, il primo punto. E poi la relazione con i familiari, com'è? Perché all'interno della famiglia, nel caso in cui insomma il maltrattamento sia in famiglia, sicuramente ci sono casi diversi, ci sono i figli per esempio che si vogliono proteggere se il marito è violento. Sì, nella nostra società, nella nostra cultura vige ancora l'idea che tenere insieme la famiglia sia prioritario per il benessere dei bambini. È molto difficile per le signore comprendere quando la situazione familiare sta effettivamente influendo negativamente anche sui figli e allora non è più il momento di mediare, di cercare di risolvere, ma è necessario insomma trovare delle soluzioni alternative. Queste soluzioni poi quali possono essere? Sicuramente se la donna ha una rete, ha dei supporti, è facilitata in un iter di separazione o di allontanamento, anche temporaneo, insomma può usufruire dell'appoggio dei genitori o dei familiari se non ha un posto dove andare. Chiaramente se non ha un lavoro è necessario tutto un lavoro attorno di supporto che va fatto se si rivolge al centro anche con l'aiuto del servizio sociale territoriali che sono sempre in prima linea nel sostegno alle donne vittime di violenza. Qual è il rapporto anche con le forze dell'ordine che sicuramente giocano un ruolo fondamentale, soprattutto nelle prime fasi nelle quali le donne poi devono sentirsi tutelate anche dal punto di vista dell'incolumità fisica? Il rapporto con le forze dell'ordine è fondamentale per il centro, sia quando parliamo di questura, sia quando parliamo dell'Arma dei Carabinieri, i rapporti sono costanti e diretti, loro sanno che possono rivolgersi a noi per inviarci le donne, per chiederci di andare noi nei presidi a sostenere, ad ascoltare una situazione, ci si scambia anche le impressioni rispetto alla valutazione del rischio, alla pericolosità e poi si fanno tutte quelle pratiche rispetto alla stesura delle querele, a quando i PM devono risentire le signore, fare ulteriori domande e quindi abbiamo veramente delle relazioni molto strette. Diceva prima che le età sono diverse, partiamo dalle ragazzine, diceva già diciottenni, forse anche prima, già lì si instaurano dei rapporti che possono essere complicati con l'altro sesso. Sì, anche quando andiamo nelle scuole vediamo, è difficile capire qual è la consapevolezza rispetto al fenomeno da parte delle nuove generazioni, perché vediamo una frangia di ragazzi e ragazze molto consapevoli rispetto ai propri ruoli e al rapporto fra i sessi, mentre tutta un'altra frangia di popolazione giovanile dove sono fortissimi gli stereotipi e i ruoli di genere ed un linguaggio sessista molto violento e sappiamo essere di fatto questo poi il fondamento dove si sviluppa la violenza domestica. Ecco, per quanto riguarda invece una sorta di violenza psicologica, che sicuramente è una forma di violenza, anche questa molto più subdola, più difficile da individuare, anche qui riuscite in qualche modo a intervenire? Come? Sì, è sicuramente quella più difficile da individuare, ma è anche quella più presente. E quindi quando una signora realizza o viene incoraggiata a parlare di questa situazione di prevaricazione che può essere agita su tanti livelli, è importante accompagnarla alla consapevolezza delle proprie responsabilità e invece delle responsabilità di chi decide di agire violenza. È un percorso lungo e doloroso che portiamo avanti però insomma con impegno qui al centro. Ecco, anche persone invece di un'età più avanzata, in quel caso immagino che sia anche più difficile rompere quel legame che magari c'è con tanto tempo, nel caso appunto sia il marito la persona che abusa della donna. Sì, questo è vero. È anche vero che se una donna sopra i 60, sopra i 70 anni si rivolge a noi è perché è veramente stufa. Si è cresciuta, i figli, ha lavorato una vita e forse non vuol passare gli ultimi anni ancora a subire. E quindi sì, in realtà abbiamo avuto poi delle esperienze molto gratificanti da questo punto di vista di persone che hanno potuto vivere più serenamente.
Infatti su questo le volevo chiedere poi come vivono questa seconda vita nel caso in cui riescono a superare questo primo scoglio e a riconquistare un'autonomia e anche una serenità maggiore. Sì, questo aspetto può durare anche degli anni. Una donna che ha dei figli piccoli deve avere a che fare con un uomo maltrattante per molti anni e un equilibrio lo ritrova non nel giro di pochi mesi. È però interessante vedere come rifioriscono le donne che riescono a riappropriarsi della propria vita, anche solo da un punto di vista dell'autostima e della consapevolezza di sé. È una domanda un po' banale, ma insomma un messaggio da mandare se qualche donna vittima di violenza in questo momento ci stesse vedendo, come provare a trovare la forza e con la consapevolezza che poi, una volta rotto quel muro, c'è tutta questa rete di protezione. Sì, una domanda banale, la cui risposta però non è per nulla banale. I centri antiviolenza sono presenti in tutto il territorio della regione e sono luoghi che hanno le stesse caratteristiche, dove viene rispettata la donna in tutti i suoi movimenti, in tutti i suoi passi. Parlare non costa niente, quindi anche solo per provare a capire che cosa sta succedendo all'interno della propria relazione, si può prendere un appuntamento e provare a fare chiarezza rispetto ai propri sentimenti e a quello che accade. Parliamo anche della vostra associazione, perché non c'è solo Laura Bosi, c'è tutta una grande famiglia, una schiera di persone e anche professionisti molto competenti che si occupano di tutto questo. Ecco, quanti siete e da quanto fate questo lavoro? Raccontiamo un po' qualcosa di voi. Sì, l'associazione opera nel territorio di Pordenone dal 97, nasce per volontà di un gruppo di volontari e di insegnanti che di fatto ne getta le basi. Poi con il passare degli anni e l'ampliamento dei servizi, soprattutto le strutture di accoglienza, si è reso necessario l'assunzione di personale qualificato. Quindi attualmente siamo 12 dipendenti, qui nella sede di Pordenone abbiamo un nutrito gruppo di volontari che sono rientrati a fare volontariato, insomma, al centro. Dopodiché abbiamo la sede a Tolmezzo, il centro antiviolenza di Tolmezzo è promosso da servizi sociali territoriali della Carnia, Gemonese, Collinare e Medio Friuli, e lavorano altre 2 operatrici dipendenti dell'associazione. Insomma, complimenti per quello che fate, siamo quasi in conclusione di trasmissione. Come è cambiata in questi anni la consapevolezza, l'accesso e diciamo proprio la consapevolezza da parte delle donne di questa opportunità di poter denunciare, di poter uscire da questa condizione? Diciamo che la rete ha stretto le sue maglie e quindi la signora che accede presso una stazione dei carabinieri o presso il servizio sociale viene indirizzata a noi o le vengono comunque date tutta una serie di informazioni importanti rispetto alla sua situazione e corrette rispetto alla sua situazione. Quindi c'è una maggior sincronia negli operatori che si muovono all'interno della rete di contrasto alla violenza di genere. Infatti sicuramente un'opportunità. 25 novembre non è solo oggi, è tutti i giorni, naturalmente voi lo sapete molto bene, ma è un'opportunità da cogliere, perché da certe situazioni naturalmente si può uscire e si deve uscire, perché naturalmente tutte le donne meritano di vivere la loro vita a pieno. Assolutamente, vi ringrazio. Allora, grazie mille a Laura Bosi, a Voce Donna, per quello che fa, per averci ospitato qui questa sera, e ricordiamo appunto che il 25 novembre deve essere tutti i giorni. Questa puntata di Screenshot finisce qui, grazie anche a Chiara Miscoria per l'assistenza tecnica. L'appuntamento con Screenshot è per domani sera. Arrivederci.